Allora, oggi al nostro Hot Corner, Flavio Furno. Come stai, Flavio? Bene, 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 Sei bene. emozionato? Un po', Sì, moderatamente. sì, sono emozionato soprattutto perché non ho ancora visto il film, per E cui quindi, allora, lo vedrò domani per la prima ricapitoliamo, volta. Flavio è in Holiday di Edoardo Gabriellini, che è uno dei film più attesi della festa, perché Edoardo Gabriellini, quando si mette alla regia, sa il Riesce fatto suo. bene. Io mi ricordo di Padroni di casa, ti ricordi Sì, di Padroni di casa? bellissimo, Che era una bellissimo, specie di un tranquillo weekend di paura in versione provincia. bellissimo, bellissimo, sì, me Veramente lo bello. ricordo, me lo Allora, ricordo. partiamo dall'inizio. Come sei entrato in Holiday? Allora, ho un aneddoto divertente e spero di essere coinciso nel raccontarlo. Vai. Eravamo in fase in cui erano ancora di gran moda i self-tape, no? Post-Covid, quindi Certo. c'era questa moda che Che di spero... base sei tu a casa da solo che parla con lo Esattamente. schermo. Allora, una mia carissima amica, che poi vi dirò chi è, perché è poi nel film anche lei, anzi lo dico subito, Alessia Giuliani, che è una bravissima attrice, una mia amica, mi chiama per dire mi serve una mano per fare questo self-tape. Va bene, improvvisandolo, ed era una scena di un processo dove lei era la testa di questo processo e c'erano 18 voci che dovevano parlare tra la pubblica accusa, la difesa, Ah, il presidente, mappa. e c'ero solo io. Quindi ho detto, ma che cosa ci possiamo inventare? L'unica cosa che ci possiamo inventare è che io scappo, corro da un lato all'altro della stanza in modo tale E che di... almeno le voci sembra che vengano da posti Bello. diversi, no? Idea geniale, è l'unica cosa che mi è venuta in mente. Insomma, Alessia viene chiamata poi per fare un provino su parte e Gabrielini la prima cosa che gli dice, perdonami, ma chi è quello che dà a fare le voci? Ma che ma... Ma chi è Ma quel quel pazzo? pazzo. Quindi così, io non ero previsto, diciamo, anche perché lui se lo immaginava più grande questo pubblico ministero, anche d'età, e Alessia gli ha detto, guarda, è Flavio Furno, no, ma io lo devo incontrare, ma è geniale, ma hai fatto... Bello. Quindi sono andato lì, ho fatto questo provino, e il commento più divertente di Tu non Edoardo, conoscevi Edoardo non prima, l'avevo mai no? incontrato, no, non l'avevo mai incontrato. E alla fine del provino lui mi dice, Boia, mi pare di sentire un giorno in Poi, pretura. Quindi ho capito che era un complimento, insomma, perché gli ricordava quei suoni di un giorno in pretura, quindi vuol dire che avevo beccato proprio la cifra, diciamo, del... bellissimo. Ma com'è lui come regista poi sul set? Io devo dire, ho girato, siccome il film ricostruisce avanti e indietro nel tempo la storia di Esatto, che Veronica, è la no? Che è storia, che è questa... questo caso di cronaca di Sì, questa ragazza che non è che esce reale di... ma è ispirato Esatto, a tante a cose, tra tante cose. cui non so se si può dire, vabbè, comunque è questa ragazza che è accusata di aver Sua ucciso. madre e l'amante di sua madre, che è poi Esatto. il Poi compagno dell'amica di sua madre, che è Alessia Giuliani, quindi questo esatto, per esatto, ricollegarci esatto. alla cosa di Poi prima. esce di prigione, il film praticamente inizia da quando esce di prigione. Sì, però ricostruisce poi Anche tutto il lungo l'andamento. processo che lei ha dovuto sostenere, ed è interessante, al di là averlo fatto, esserci nel film, è interessante che lui abbia scelto un attore della mia età o con la mia energia, perché Perché quella figura dici di solito è uno over uno se lo 60. immagina, insomma, perché effettivamente, a parte le scene del processo sono scritte molto bene, che non è scontato, Beh, cioè anche sono perché molto poi diciamo credibili. che ormai la casistica di film processuali non ne abbiamo visti tanti, quindi Sì, però rischio non sempre cliché l'andamento, diciamo, anche della struttura proprio di come si parla all'interno del processo, di come si è fanno le fedele, domande, è sì, è sempre vero. fedele. Quindi Anzi, invece era veramente scritta molto bene. E siccome questo pubblico ministero è convinto non solo della colpevolezza di Veronica, ma anche del fatto che la sua amica fosse complice di questo omicidio, ah, quindi ha un temperamento molto forte, cioè lui vuole assolutamente arrivare a questo risultato. Ed è bello perché un magistrato giovane in qualche modo è come se avesse ancora più voglia di dimostrare di essere bravo, e quindi a certo. volte può anche essere cieco, no? Il suo modo di... Eh sì, infatti tanti casi sono successi, E no? Che quindi di... Cioè lui c'ha la sua verità già in c'ha la sua testa verità e praticamente. condiziona, diciamo, nei vari interrogatori che fa poi all'interno del film, a quell'idea e non la smonta. Non si può Non dire dico, altro perché sennò viene Edoardo però... Gabriellini a a picchiarti, menarci. quello boia, quello dell'età. Però è anche un film che diciamo chiude una stagione felice per te, no? Perché siamo partiti da Nanni Sì, Moretti e sì. Anzi, parto da prima, perché vai. quest'anno ho avuto l'opportunità di andare in onda una serie sulla vita del generale Dalla Chiesa, Certo, come che ha no? avuto molto successo e di cui sono molto molto orgoglioso, perché è un lavoro a cui sono molto affezionato, Con Sergio con Sergio Castellitto, con la nostra amica Claudia Castellitto, Marchiò. esatto, e quindi è partito da lì, poi c'è stato Nanni Moretti, poi c'è stata la serie che ho girato fino a qualche settimana fa, che
per la prima volta sono, si può dire, coprotagonista maschile, così è una medaglia, quindi spero di aver fatto Che un buon vedremo lavoro. nel 2024. Nel 2024, non so ancora quando, però nel 2024, ed è stata un'esperienza felicissima per tante ragioni. La prima perché l'abbiamo girata a Napoli, io sono napoletano, non avevo mai girato Ma a veramente? Napoli, mai recitato in napoletano, dico un sacco di parolacce, finalmente Bello. viene fuori la mia anima provinciale per la prima volta. Sono stato a Napoli, quindi insomma ho vissuto Napoli da una prospettiva diversa rispetto a quella a cui ero abituato, essendo andato via molto molto presto. Teresa Saponangelo è stato un Grandissima incontro Teresa meraviglioso. Ci eravamo incrociati sul Generale della Chiesa. Ho un altro aneddoto. Vai, vai. che noi Allora, qua io ho fatto con- questa serie grazie a Teresa Saponangelo, Ah, che ho incontrato 3 giorni sulla serie del Generale della Chiesa. Avevamo 2 filoni che non si incrociavano quasi mai, se non per sì, poco. perché poi c'hanno due linee narrative Ma lei continuava a dire a tutti che insomma le ero piaciuto. Cioè, tipo E poi a un ufficio certo punto ho detto, stampa, forse c'era- Teresa. Esatto, e quindi a un certo punto durante i Vota provini- Flavio Fu. Esatto, così, però non eravamo amici, quindi per me questo ha un ancora di valore più, ancora di più, certo, come se perché- fosse un premio, no? Quando un collega che non è tenuto a fare il tuo nome per amicizia. E quindi mi arriva poi questo provino con Carmine Ria, che è il regista di questa serie. Loro, Che Carmine Lia, tra l'altro, ricordiamo, è il regista di Mare Fuori, Fuori. vabbè, diciamo Sì, Mare il Fuori, creatore. tante cose, però insomma. sì, sì, diciamo, Mare Fuori è stato il caso Esatto, televisivo. l'apice. Che è un bel personaggio, insomma, io lo adoro, ma è un personaggio impegnativo. E insomma, Ciao. Ciao, ciao Carmine. Carmine, ciao cioccolata, lui sa che cosa vuol dire. E insomma, mi arriva questo provino e all'incontro con Carmine mi dice: allora ti dico la verità, tu sei qui perché Teresa Saponangelo Cioè, m'ha fatto mi ha tu- rotto i coglioni. Quindi, ok, va bene. Quindi E ero già, dice. proprio convinto che lui stesse facendo un favore alla sua attrice, no? Ah, ok. Quindi arrivo così un po' scazzato, facciamo questo provino di 3 ore con Teresa dove abbiamo giocato come solo 2 attori che si trovano bene riescono a fare, ma io veramente credevo, ero contento di aver fatto un'ottima figura, ma ho detto vabbè, avrà fatto un Tu favore. dici, ha fatto... E invece 2 settimane dopo mi hanno detto che mi avevano preso. Quindi È lì che insomma, hai chiamato Teresa. ho chiamato Teresa, ho detto vabbè ti porterò a cena per tutte le riprese del set, poi fortunatamente se l'è scordato, quindi non sono stato obbligato. Tra l'altro Teresa Saponangelo trovo in È stata la mano di Dio, è meravigliosa. No, ma io- È la cosa più bella anche del film. però. Sono serio e poi mi ricollegherò anche ad un altro discorso, però Teresa fa parte di quella schiera di attori e attrici che io ho sempre visto da lontano negli anni, perché Teresa insomma Eh sì, sono tanti anni che recita, certo. e dicevo sempre nella mia testa, dicevo ma quando esplode, perché è impossibile che un'attrice che abbia questo talento Vero. non abbia. E poi il cinema italiano a volte è un po' pigro, quindi ha bisogno un Si po' toglie a volte. della stellina, no? Come se dovesse Eh sì, arrivare c'è il qualcuno Belgia, a ha mettere... fatto quella Esatto, che ha fatto Sorrentino. esatto. Purtroppo è così. Sono Però contento adesso è che il sia suo momento, arrivato, tra l'altro lei diciamo, anche il suo momento. qui alla festa con Christian De Sica, Sì, con un sì, altro film, sì, quindi sì. insomma è il suo momento. Senti, Nanni sul set, Nanni Moretti, come sei sopravvissuto? Ma bene, Ma in realtà, devo dire bene. Sfattiamo poi questa cosa o no? Anche perché mi hanno detto, soprattutto persone che lo conoscono da molto prima di me, che lui è stato su questo set in particolare era molto felice. Ed è vero perché ci sono stati pochissimi momenti di nervosismo o di frizione. tensione. Era veramente contento, cioè era molto orgoglioso di aver scritto una storia che secondo me per lui era molto importante. Di circondarsi di tanti attori che lui amava, perché poi sì, insomma anche quello è ci stato sono un po' attori che hanno lavorato tante volte con lui, tantissimi giovani, quindi non ci sono stati particolari momenti al netto del fatto che Nanni è una persona insomma molto ossessiva, per cui la scena la rifai veramente tante volte, no? Gli americani, no? Anche più giorni per rifare la Certo. stessa scena, quindi però per Ma me tu ti è rivedi mai poi? quando sono costretto sì, è certo. una roba, non lo faccio con Non molta, ti fa piacere? no, no. Però tanti lo fanno per poi capire se hanno sbagliato. No, io me ne accorgo mentre lo faccio se sto sbagliando. Ah, già, grande, autoanalisi. Beh, sono 18 anni che faccio l'attore, quindi Vabbè, ho una quindi gavetta sai- infinita. Diciamo che sai se... Soprattutto sai avendo valutarti. cominciato col teatro e con la televisione anche nei piccoli ruoli, perché io ho cominciato proprio con la gavetta vera, non sempre c'è il tempo di dirigerti, quindi devi veramente imparare a avere un po' un riflesso di te stesso e capire tu in che punto sei, sì. no? Non sempre c'è Avere il una tempo concezione di avere... quello che fai, se è una... E poi ho avuto la fortuna questo
questo percorso lunghissimo, anche se magari ho fatto ruoli più piccoli, ma di aver incrociato attori molto bravi, perché te ne posso citare veramente tantissimi, ma da Filippo Tini, Zingaretti, Castellitto, Silvio Orlando, E ogni Elio Germano, incontro si porta via qualcosa, è Favino. vero. Ogni incontro è per un attore è un modo per rubare. So che è banale come No, affermazione, però è è... veramente, veramente così. Ma il tuo mito chi è invece? Cioè il tuo attore proprio... E apri il portafoglio e c'hai la foto dentro. Mi fai dire una cosa. Non sono mai stato uno con grandi. Io Ah, non sempre. c'hai gli idoli... No, non sono mai stato uno con il poster nella stanzetta con Robert Cioè, De Niro e esatto. Al Pacino. No, perché mi piace il cinema come opera d'arte, per cui mi piace l'attore la inserito totalità, dentro quel ok. contesto, no? Quindi poi riconosco il talento ovviamente di chi ce l'ha e chi non ce l'ha, però mi piace il film. Ti potrei dire che Joaquin Phoenix è uno degli attori Che guardi a che prescindere dal guardo a film. prescindere perché c'è qualcosa in più che lui regala di emotivo, per cui Sì. mi sento molto, molto coinvolto. In Italia ci sono tantissimi grandi attori, però uno di quelli che desideravo tanto incontrare era Silvio Orlando, perché mi ha sempre. Penso che la sua filmografia, il suo percorso sia uno di quelli che io invidio di più. Davvero, sempre molto coerente, sempre molto attento alla traiettoria. Perché come le fa lui certe cose, secondo me le può fare solo Sì. lui, e questa è la sua specialità. È vero, poi è sempre scelto benissimo, anche raramente si trova un film, cioè proprio che poi Silvio Orlando è veramente, gioca sempre di E sottrazione. poi, avendolo conosciuto, ti posso dire che è una persona con una grande umanità, e questo è coerente poi con i personaggi che vedi, no? Perché Assolutamente. me l'ha sempre un po' restituita questa umanità nei suoi personaggi. Certo. Arriva un momento, secondo me. Io sto girando adesso con Lucio Pellegrini, che è un regista che io Certo. amo, è la quarta volta che ci lavoro, quindi ormai Ah, la è quarta? un sodalizio, si può dire. E Lucio l'altra volta, parlando proprio di Teresa o comunque di altri attori, mi diceva, e anche di me a suo modo, diceva esiste un momento in cui per un attore o un'attrice il dentro e il fuori coincidono, che sembra difficile da spiegare, però è più semplice di così, cioè che arriva un momento in cui l'energia che tu emani, anche banalmente l'aspetto, è coerente con quello Con che quello che tu, c'è con la dentro. consapevolezza che tu hai acquisito, e quello è quasi sempre il momento in cui un attore poi comincia ad Esplode. essere molto più Può essere più- comunicativo e cominciano ad arrivare i ruoli più interessanti. Per me è stato così, per me è stato così. Fantastico. Il tuo film del cuore qual è? C'è un film a cui ritorni? Ce ne sono due. Ce n'è uno che è quello che secondo me mi ha, come dire, fatto probabilmente decidere di fare l'attore. C'è l'illuminazione. Sì, perché mi ricordo che non era solo l'emozione di vedere il film, ma il desiderio di voler essere dentro, di voler essere uno di quei personaggi. E qual è? Adesso mi stai incuriosendo. Che è The Dreamers di Bertolucci. Eva Green, Louis Poi avevo Garrel, 16 anni, Michael quindi Pitts, insomma c'era loro quello tre erano... ormone adolescenziale loro che tre. spingeva. Beh, Eva Green poi diciamo che... Vabbè. Anche Louis Garrel e Michael Pitt, ma Eva Green era il momento veramente di bellezza, la colonna sonora, i riferimenti al cinema francese, Godard, insomma, Truffaut. Cioè, mi sembrava, come dire, guardavo già il cinema, io devo dire che sono uno spettatore Attento. molto più accanito che come attore. Come attore non sono un presenzialista, nel senso che io non devo essere per forza dappertutto. Non mi E invece interessa. come spettatore sei... Molto esigente. E avevo già l'altro? visto e l'altro è un film a cui sono legato più che altro per affetto, perché è un film che so che piace molto a mio padre, e quindi ogni volta che lo rimandano ce lo rivediamo un po' insieme, abbiamo un po', che C'era una volta in America. Però voglio dire, poteva andarmi peggio, no? Come. Mamma mia, C'è Volta in America è un Sì, film infinito, sì. penso. L'ho rivisto in tutte le versioni possibili e immaginabili, però è il film del cuore, perché è soprattutto legato al mio rapporto con. Perché poi è un film che è con un mio pezzo di vita anche, no? Sì. Poi De Niro, James Wood. Qual è la scena preferita? Beh, quando uccidono quella roba Cioè, lì. quando lui dice sono scivolato. Cioè, quella roba lì è impossibile non piangere, cioè, devi Meraviglioso. avere proprio il cuore di pietra per non piangere. Poi l'ho rivisto di recente anche nella versione quella da 4 ore, che Sì. non avevo mai visto. Che era quella poi che aveva in mente Leone all'inizio, che poi quella Sì, poi Leone su Sì. quel film ha dato tante versioni, quindi un po' ci ha giocato sui finali, un po' ha rubato anche un po' da. Beh, poi lui era bravissimo a creare l'epica sempre, no? Però vabbè, la prima gliela massacrarono, poi quella che si vede
adesso abbastanza, insomma, più, Questo la dice lunga su più quanto fedele. bisogna prendere, come Esatto, dire. e ricordiamo che quel film fu un flop clamoroso, Sì, proprio un bagno di e sangue. adesso credo sia considerato tra i Adesso 10 capolavori assolutamente. del cinema mondiale, quindi voglio Per dire. me è sempre in top 3, quindi... Però quello sì, quello soprattutto perché so che piace molto a mio padre, quindi ogni volta che lo rimandano E lo quindi è guardo rimasto. volentieri. Allora, noi ti aspettiamo con la serie e con Holiday Edoardo Gabriellini, Flavio Furno. Vai, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi.